Buonasera, nuovo appuntamento con la NACI, con Vivere il Condominio. Ospiti con me in studio Marco Bandini, vicepresidente provinciale della NACI di Lecco. Buonasera. Buonasera. E accanto a lui Giancarlo Storri, consigliere nazionale della NACI. Buonasera e benvenuti nei nostri studi. Quando è obbligatorio il regolamento di condominio, quindi non perdiamo tempo, le faccio subito la prima domanda. Ecco, diciamo che è obbligatorio il regolamento di condominio quando i condomini sono più di 10. Il regolamento di condominio che è un po' la Bibbia del condominio, perché all'interno contiene delle norme di disciplina dell'uso delle parti comuni, i criteri di ripartizione delle spese che sono molto importanti, le famose tabelle millesimali. Il regolamento di condominio diciamo che si può diversificare in due ambiti, il regolamento contrattuale e il regolamento assembleare. Il regolamento contrattuale null'altro è che è il regolamento che è allegato ai rogiti quando si comprano gli immobili, si acquistano immobili, sono allegati, per cui questo è un vero e proprio contratto che può essere modificato con un nuovo contratto, quindi con l'unanimità e in forma scritta. Il regolamento assembleare invece è un regolamento che contiene, come dicevo, la disciplina dell'uso delle parti comuni, quindi quando si possono utilizzare gli spazi comuni, i giardini, i cortili, eccetera, eccetera. Il regolamento contrattuale è immodificabile nella gran parte e quindi diciamo che è un po' più rigido e quindi pone dei vincoli e molto spesso ne pone forse fin troppi. So che è una domanda difficile, le do 30 secondi, le novità introdotte dalla riforma che è stata approvata a giugno, diciamo qualcosa. L'aspetto che ha più interessato, e penso anche ai vostri spettatori, è stato quello dell'introduzione all'interno dei regolamenti di condominio che insomma, non si può vietare di tenere animali domestici e quindi saranno d'ora in poi benvenuti cani, gatti. Se ne è parlato tanto. Sì, ecco, però aggiungiamo perché insomma, credo che professionalmente sia molto importante dire che gli animali domestici non devono creare disturbo, quindi possono essere tenuti ma non possono creare disturbo agli altri. Astorri, un altro tema caldissimo, si discute tanto delle tabelle millesimali, ma cosa sono? Facciamo due distinzioni, c'è la tabella millesimale di proprietà e questa è la ricchezza che uno ha, perché dà il valore dell'appartamento ed è calcolata soprattutto sul valore dell'appartamento. Appartamenti di più pregio, di minor pregio, oppure al primo piano, all'ultimo piano, chiaramente hanno tabelle millesimali diverse e questo viene riportato in 1000 millesimi e serve all'amministratore per calcolare tutte le spese, specialmente le straordinarie, oppure se ci sono delle grosse riparazioni per poter sapere chi deve pagare, cosa deve pagare. Questo è molto importante. Poi ci sono tutta una serie di tabelle d'uso, si chiamano così, sui servizi del condominio. Cioè abbiamo riscaldamento, avremo la tabella del riscaldamento. Abbiamo le scale e dobbiamo avere la tabella delle scale, perché le scale, per fare un esempio, la tabella viene calcolata in base sia alla millesimi di proprietà, 500 millesimi di proprietà, e altri 500 in base alla percorrenza. Cioè chi ha più scale deve pagare qualcosina di più perché ne usa di più. Lo stesso discorso si può fare sull'ascensore perché è similare, chi è più in alto paga di più o paga di meno a secondo della tabella millesimale. Chiaramente queste tabelle sono inderogabili, cioè non si possono cambiare, si possono solo cambiare se si è tutti d'accordo e tutti si torna dal notaio a firmare la nuova tabella. Il millesimo perché è così importante? Perché è quello che ci permette a noi di dividere le spese. Di tabelle millesimali ci sono dei condomini che ne hanno qualche decina di tabelle perché hanno un sacco di servizi. Il codice ci dà delle regole per calcolare le tabelle millesimali. Il perito, come posso essere io, che fa il calcolo delle tabelle millesimali a secondo dei servizi, a secondo dell'utilità che il condomino trae nell'ambito del condominio e della sua proprietà, chiaramente crea delle tabelle diverse a seconda appunto dell'utilità. Le avevamo divise millesimi di proprietà e millesimi di uso, poi dopo è chiaro che si potrebbe parlare all'infinito. Si può rivedere il contratto? Si può sempre rivedere un contratto, basta che ne facciamo un altro contratto. Si può rivedere anche nel caso che si
sia evidente un errore, ma un errore proprio matematico, cioè ho scritto 5 al posto di scrivere 3, ho scritto 4, non sulla stima che ha fatto il perito nel calcolare la tabella, perché lui ha messo del suo sicuramente nella stima, quello no. Bene, io ringrazio Marco Bandini, ringrazio Giancarlo Astorri e do l'appuntamento ai telespettatori la prossima settimana.